Un bando di 50.000 euro per la riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza dell'isola, a supporto dei progetti di fruizione pubblica promossi dall'Associazione Poveglia per Tutti. Li prevede un emendamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale, un emendamento proposto da Monica Sambo che lo vede come una dichiarazione politica che va oltre la semplice assegnazione di fondi. Un bene pubblico non debba essere necessariamente svenduto o venduto o rivolto alla semplice speculazione o comunque al semplice interesse privato, ma invece possa diventare patrimonio di tutti. Visto il contesto veneziano, questa affermazione pare quasi rivoluzionaria. San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola, negli ultimi decenni il demanio ha messo in vendita le isole della laguna di Venezia, che oggi rappresentano un arcipelago di proprietà private, sempre e naturalmente ad uso turistico alberghiero. Poveglia ha avuto una storia diversa. Una storia, una delle battaglie veneziane, quasi una favola io direi. I cittadini di fronte alla vendita da parte del demanio delle isole di Poveglia decidono di ribellarsi e invece che protestare e basta, decidono di mettersi tutti insieme e 4.500 cittadini raccolgono i fondi per fare un'offerta all'asta per acquisire Poveglia. Siamo nel 2014, l'asta fu poi vinta dal sindaco uscente Luigi Brugnaro, che all'epoca era un semplice imprenditore, ma l'offerta fu ritenuta non congrua dal demanio. Da lì partì una seconda battaglia dei veneziani che si è conclusa solo la scorsa estate, quando il demanio ha assegnato una parte dell'isola all'Associazione Poveglia per Tutti come parco pubblico. Abbiamo proposto un finanziamento, un bando meglio, di 50.000 euro per garantire questa accessibilità pubblica. Potranno essere molti gli interventi da fare, ma quello e il segnale importante di questo emendamento è quello che i beni non devono essere necessariamente svenduti o oggetto di speculazioni. I beni pubblici devono rimanere pubblici. Parere favorevole, tutta la maggioranza è d'accordo, quindi votiamo. L'emendamento importante è questo. Non tutti hanno votato o non tutti hanno votato a favore, ci sono state 2 astensioni e l'assenza del voto di Tomaello, ex vice sindaco di Venezia. Rispetto ad altri emendamenti dove il voto è andato liscio e si avevamo votato tutti a favore, in quel caso c'è stato un certo brusio appunto in aula e un certo disappunto, ma non abbiamo capito per quale ragione.